Si è conclusa positivamente la 32esima sagra della Pesta di Bivona, che quest'anno si è caratterizzata da una nuova veste. Sono state infatti 2 le settimane che hanno interessato l'evento. La prima quella di sabato 12 e domenica 13, l'altra il 19 e 20 agosto. Un evento, quello di quest'anno, che ha visto momenti di spettacolo, di intrattenimento e di degustazione, ma anche quelli di approfondimento su tematiche attinenti incontro tra i GP Pesca Siciliani e proposta di una rete strategica nazionale di tutela e commercializzazione, che hanno partecipato numerosi esperti e tecnici del settore. Noi abbiamo l'obiettivo, di promuovere la nostra pesca non solo in un determinato periodo, ma in tutto il periodo estivo, dando la possibilità alle tante persone che vengono nella nostra Sicilia, nella nostra provincia, di poter venire a degustare questo eccellente prodotto che è la nostra pesca. Quest'anno quindi abbiamo fatto una sorta di pre-sagra e oggi e domani ci saranno i giorni conclusivi. Abbiamo un importante convegno che si svolgerà, dove ci confronteremo con il consorzio di tutela di Leonforte. C'è presente il presidente e il responsabile del marketing, per creare un confronto e soprattutto assieme ai tanti produttori di Bivona che stanno costituendo il consorzio di tutela, si dà la possibilità di creare una piattaforma assieme alle altre GP d'Italia, che sono 4 a Verona, in Emilia Romagna, Leonforte e Bivona, per dare la possibilità quindi ai produttori e quindi ai consorzi di tutela di fare una massa critica nei confronti dell'assessorato e anche del Ministero. Io mi occupo della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali siciliani e svolgo un ruolo di partenariato con il Dipartimento Programmazione per la comunicazione e lo sviluppo dei territori con ausilio dei fondi comunitari. Bivona e l'intero comprensorio rappresentano una realtà considerevole per la produzione della pesca e di altri prodotti agricoli di qualità che intendono essere valorizzati per acquisire quel valore che possa remunerare sia i produttori agricoli, sia le forze lavoro, sia l'indotto. È un'opportunità notevole è rappresentata dalla Costituzione che si è posta in essere, l'amministrazione recentemente insediatasi, si è posta in essere la costituzione del consorzio per la tutela della pesca IGP Bivona. Ma io parlerò un po' di questo marchio che noi abbiamo, un po' l'iter che abbiamo avuto, e farò una puntatina su quello che è il regolamento del marchio stesso, cercando di sensibilizzare il più possibile all'iscrizione all'organismo di controllo, che nel caso nostro è l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, e successivamente alla formazione del consorzio di tutela su cui si sta attualmente lavorando. Abbiamo accolto con entusiasmo questo invito perché fra noi produttori di eccellenza è opportuno una collaborazione perché si possa immettere sul mercato non solo un prodotto eccellente, ma che in ogni caso possa dare un ristoro giusto ai produttori, perché l'unione, si dice, fa la forza.